L'isola di Candia, ora Creta, fu donata nel 1204 dall'imperatore di Costantinopoli al marchese Bonifacio di Monferrato, comandante della Quarta Crociata, che la cedette subito ai veneziani in cambio di 2 quintali d'argento. La Serenissima, infatti, considerava l'isola greca assolutamente strategica come base navale sul Mediterraneo e sulle rotte verso il Mar Nero, il Vicino Oriente e l'Occidente. Non solo, l'isola produceva frutta, olio e soprattutto la malvasia, vino talmente apprezzato dai veneziani da chiamare malvasie le loro osterie. L'impronta veneziana si fa ben notare negli edifici pubblici e privati, ma soprattutto si rimane ancora stupiti che una piccola repubblica abbia potuto costruire intorno a città e isole fortificazioni di tale imponenza. Difendere un'isola così importante dagli attacchi degli ottomani era l'imperativo categorico e per questo spese cifre enormi che letteralmente la dissanguarono. La difesa di Candia stava lasciando Venezia poareta in candia, come si dice ancora oggi fra Calli e Campielli. L'isola di Candia rimase veneziana fino al 1669, con la resa della città di Candia dopo 21 anni di assedio. Anni prima, nel 1645, si era arresa la città di La Canea, seguita l'anno dopo da Retimo. Le isole fortificate di Suda, Grabusa e Spinalonga resistettero fino al 1715. Nel 1589 il Rosaccio fa un viaggio da Venezia a Costantinopoli e a un certo punto, toccando tutte quante le città, arriva a Creta e dice che questa è la perla del Mediterraneo. E dice che è immensamente ricca di frutta, di armenti e soprattutto di vino malvasia. Le foto in bianco e nero che vi presenteremo provengono dall'archivio dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, che inviò a Creta, dal 1900 al 1902, Giuseppe Gerola per realizzare una preziosissima documentazione fotografica dei monumenti veneziani. Fu utilizzata anche una macchina fotografica Kodak 9x13 del 1899, sorella di questa che vi presentiamo. Iniziamo la nostra visita con la città di Candia, ora Iraclio, capitale dell'isola di Creta. Colpisce subito la rocca a mare sovrastata da merlature e sulla quale ruggiscono ancora alcuni leoni di San Marco. Fu costruita a difesa del porto nella prima metà del Cinquecento. La città è difesa dalla cinta muraria rinascimentale costruita nella metà del Cinquecento su disegno di Michele Sammicheli, il più qualificato ingegnere della Serenissima Repubblica di Venezia in questo settore. È lunga circa 4 chilometri, conta 7 baluardi ed è impreziosita da leoni marciani e scudi nobiliari. Si vede chiaramente che Porta Panigra è stata firmata dal Sammicheli. Il disegno e il caratteristico bugnato ricordano altri 2 suoi progetti militari, Porta Nuova e Porta Palio a Verona.
Ritornando al porto, notiamo le potenti strutture degli arsenali, emanazioni nello stato da mar del famoso Arsenale di Venezia. Un'opera insigne e di grande utilità per il popolo e le milizie fu la costruzione dell'acquedotto di Iraclio, voluta da Francesco Morosini. Il 25 aprile 1628, dopo soli 14 mesi di lavoro, entra in città l'acqua pura prelevata dalle fonti Pelichiti e Caridachi, distanti 9 miglia, scavalcando 3 valli con 3 poderosi ponti. L'acqua dell'acquedotto alimentava principalmente la fontana Morosini, posta nell'ombelico della città di Candia. La sua nascita venne acclamata da tutti, anche dagli equipaggi delle navi che potevano riempire i barili velocemente utilizzando le 8 mezzelune della fontana. Prima si dovevano percorrere 6 miglia per approvvigionarsi di acqua potabile, mentre i poveri dovevano accontentarsi di acqua impura, pagata ad alto prezzo. Nella città di Creta erano in funzione altre fontane di vitale importanza. Ad esempio, la fontana Bembo, abbellita da resti romani, e la fontana Priuli a forma di tempio greco, che pescava acqua da una vena sotterranea non intercettabile dai turchi che assediavano la città. Di fronte alla fontana Morosini si erge la Basilica di San Marco, iniziata nel 1239. Fu più volte ricostruita dopo rovinosi terremoti. Sotto il dominio turco divenne moschea. Ora è sede di eventi culturali. La loggia veneziana fu fatta costruire da Francesco Morosini intorno al 1627. Si notano i canoni estetici del San Micheli e le forme del Palladio espresse nella Basilica Palladiana di Vicenza. Le semicolonne di ordini ionico e dorico che salgono verso la balaustrata superiore ricordano la facciata della Biblioteca Marciana del Sansovino a Venezia. Fu restaurata ad inizio Novecento dall'ingegnere Federico Berchet, anche con il contributo dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia. La sua bellezza la elesse a modella del padiglione veneziano all'Esposizione di Roma del 1911. Sulla rotta per Retimo sorge la fortezza di Paleo Castro, armata di 17 cannoni che incrociavano quelli della Rocca di Candia, impedendo alle navi nemiche scorribande nel golfo. Sulle mura il leone marciano imbraccia la spada. La città di Retimo è dominata dalla fortezza, con un perimetro di 1300 metri, ideata dal San Micheli. A oriente della città vecchia, il romantico porto veneziano. Chiamata anche la nuova Atene del Rinascimento cretese, sfoggia una splendida loggia veneziana in stile palladiano di fine XVI secolo ed altre raffinate architetture e sculture. La fontana Rimondi, rinascimentale del 1629, ricorda il rettore che la volle, Alvise Rimondi. La baia di Suda, protetta dall'omonima isoletta fortificata, è sempre stata nei secoli una base navale strategica.
Lo è ancora oggi con la presenza delle flotte della NATO e della Marina greca, che ha messo a nostra disposizione una motovedetta per permetterci di visitare l'isola. L'isola, durante la Serenissima, era molto popolata da milizie e popolo e disponeva anche di una chiesa. L'isola resistette agli ottomani fino al 1715. Durante l'ultima guerra, la baia fu teatro di una gloriosa impresa dei barchini della 10ª MAS della Marina italiana, che riuscirono a superare 3 sbarramenti di reti e ad affondare un incrociatore e una petroliera inglesi.